Seconda giornata di campionato in questa Trinacria League. Oggi ho il piacere di collaborare con un arbitro di tutto spessore e di tutto rispetto, un arbitro che conosco da quando sono ragazzino, il signor Calabria, che oggi mi assisterà in questa partita, lo scontro di Serie B tra Cutuppo e Avemusiti, due squadre che hanno brillato nella prima partita di campionato e che puntano a confermare quanto di buono fatto nella prima sfida. Vedremo in questa sfida sicuramente una di quelle che sarà una delle favorite del campionato, visto l'inizio di entrambe. È una partita che ci potrà dire tantissimo su come sarà costruito il campionato di Serie B. Aspettiamo il fischio di inizio in favore dei Cutuppo con questa maglia esotica. A tinte ho detto che ricordano quelle del Congo, non lo so, Costa d'Avorio più che Congo. Le tinte Costa d'Avoriesi. Vedi, però quelle sono sudafricane. Si comincia, l'attesa è finita, primo possesso in favore di Cutuppo, con Simone Vaccaro che finalmente può gioire di avere uno dei suoi telecronisti preferiti. C'è uno con la maglia del Verona. Mi dissocio tantissimo su questa maglia. Si può continuare? No, a me il Verona proprio è una squadra che non mi entra. Gestione corta del pallone, poi con il lancio lungo a non trovare Lo Sardo. Allora Buccheri lo prova, murato da Lo Sardo. Allora possibile ripartenza, Lo Sardo per un attimo stoppa tutto, poi gran numero qui, c'è Livorsi dall'altra parte, ignorato ancora, pallone verso Buccheri, scarico, pallone, mette fuori. Lo Sardo, scavetto filtrante, esce. Gestione corta del pallone con Livorsi che sale senza palla, poi lancio lungo anticipato, trova però Buccheri la sfera per un attimo prima di Graziano, pallone finisce fuori. Avola in battuta. Sta per arrivare un altro giocatore per il Cutuppo, appena arrivato praticamente nell'arena. Tanto numero rischiosissimo qui, però c'è pure fallo, penso di Candela, calcio di punizione. Ma non avete portiere fisso? C'è qualcuno che si sta facendo una passeggiata in libertà. Librera al momento da portiere, tra l'altro. È arrivato il portiere. Librera col destro, lo prova! Addosso ad Avola. Ancora Librera. Scarica. Cazzo vuoi? Scarico. Ancora Livorsi. In diagonale, male. Non si intende col compagno. Spedendo fuori. Di Lorenzo. Occhio. C'è qualche problema. Marco, prendi la casa al cavallo. Il colore giallo? Sì. Sta prendendo la casata. Si ricomincia. Scarico corto. Lancio lungo, impreciso, la copertura decisiva di Buccheri. Buccheri. Scarica, Librera. Ancora Librera. Servito da Graziano, poi lancio lungo, controllo così di Livorsi ancora, prova a scappar via, Livorsi subisce fallo e ammonizione
la prima della partita. Ora è cominciato, arbitro. È una fa, è un bagno potenzialmente pericoloso. Se se ne va e sta solo. Eravamo due, non è un uomo, non è un uomo. Non è un Dogson. Un uomo è Dogson. Questo è una spa. Un'azione potenzialmente pericolosa. Petellini gialli. Nel caso di Dogson è petellini gialli. Ha ragione. Ma non può fare, cioè ora subito. Però era un contropiede, ragazzi. Uomo, ti do ragione. Il discorso dell'ultimo uomo, se un uomo era troppo, non era esterno. Si può ricominciare con Livorsi. Ancora Livorsi. 1-2. Livorsi. Prova a scappare via sulla fascia, poi rientra sul mancino splendidamente trovando Graziano. Graziano scivola e compagno. Livorsi. Ruffino. Ruffino in verticale, c'è la chiusura. Allora Losardo prova l'1-2. È partito Losardo, non seguito bene da Livorsi. Ma c'è il fallo, penso, di mano. Calcio di punizione. Sicuramente non fuori gioco, visto che il campo 5 non esiste. L'ha chiamato Livorsi ed è stato accontentato. Sì, fuori gioco, è proprio quello, è fuori gioco. Primo storico fuorigioco nella storia del calcio a 5, quindi. Penso proprio fosse un fallo di mano, solo che da qui non si riusciva bene a vedere perché c'era un uomo davanti l'inquadratura. Livorsi. Accompagna. Scarica. Ancora Livorsi. Guarda la porta, prova a partire un po' lento qui in impostazione, poi Losardo prova il controllo. Rimessa laterale. Sì, ma quanto manca? A favore degli Avemusiti. Losardo, 1-2. Partita in velocità, lancio lungo, buono anche il controllo, può scaricare qui. Cordova pressato. Livorsi. Dall'altra parte ancora Livorsi, trovato libero, ricambia verso il portiere, costretto a giocare con la casacca. Buccheri, scarica. Buccheri, numero. Livorsi. Lancio lungo, buono il controllo, ma c'è il fallo di mano, punizione. Cordova. Losardo cerca l'1-2, c'è il contropiede con Vallone che prova a passare, manda fuori. Gabri, prossima! Sta per entrare Simone Vaccaro. Pronto al cambio, è uscito Livorsi intanto. Partita ancora un po' spenta. Allora prova ad accenderla Vallone. Chiuso. Lancio lungo, non trova però Losardo. Vallone finisce fuori. Si riparte dunque da un nuovo possesso di Cutup in questa partita ancora che non riesce ad accendersi, allora prova ad accenderla Librera. È arrivato Livorsi, vuole vedere a quanto siamo arrivati, sono passati 8 minuti di gioco precisi. Li tieni 2 minuti, cioè nel senso per il cambio, no? No, Aveva detto il telefono di Claudio, ma no, però puoi vedere il minutaggio se vuoi, quello sei benvenuto. quanto siamo? Di Lorenzo, 8-16. Rimessa laterale. Librera, scarica. Movimento dall'altra parte di Librera e di Vaccaro. Cercato ma non trovato Vaccaro perché c'è la deviazione. La rimessa è comunque di Cutuppo. Tocco d'esterno verso Librera, un po' difficile da domesticare, la tiene Librera.
Vaccaro prova ad arpionarla, poi Librera mette fuori. Lancio lungo, buono il controllo qui di Di Lorenzo che scarica per Losardo, Losardo non trova il compagno libero. Librera. Ruffino, ha anticipato Vaccaro da Cordova. Partire ancora col mancino! Candela, golasso 1-0 Avemus City. Una 1-0 segna Candela, all'improvviso accende questa partita finora chiusa. Librera lo prova! Calcio d'angolo. Passati i primi 10. Calcio d'angolo, deviazione dell'attaccante. Pallone finisce in rimessa dal fondo. Si riparte dunque dal rinvio dal fondo con gli Avemus City, maglia verde in vantaggio per una rete a 0. E poi termina fuori rimessa laterale. Vaccaro contro 2, raddoppiato, trova il calcio d'angolo. Cerca il controllo, prova il numero, fermato senza fallo, rimessa laterale. Ancora finisce fuori, regalato un possesso a Icutuppo in cerca del gol del pareggio. Vaccaro si gira, spalle alla porta, adesso lo prova di destro, deviazione laterale. Librera, movimento di Buccheri, pallone deviato da Di Lorenzo, è possibile ripartenza, Librera la tocca per un attimo, Losardo tutto solo, scarica benissimo! Quella risposta perfetta di Ruffino non è ancora finita, però gli Avemus City continuano ad attaccare, sfiorando solamente la rete. Librera, scarico tra i due Librera, si allarga Vaccaro, servito. Librera. Vaccaro. Vuole l'1-2. Pallone verso il telecronista che controlla e mette rimessa laterale. Lancio lungo e buono, l'1-2 in precisione col mancino di Losardo, mette fuori. Librera, Vaccaro, prova a girarsi, lo scarico verso l'altro Librera, chiuso, Di Lorenzo, anticipa tutto Librera, può partire il contropiede 2 contro 2, Librera, alto, Losardo, pressato dal raddoppio difensivo, lancio lungo, anticipo, Librera, Buccheri, Ruffino, Vaccaro, Ruffino, Ruffino, Buccheri, controlla, Vaccaro, sbaglia il tacco qui, sbaglia totalmente l'apertura, allora ripartenza per Cordova che allarga benissimo verso Candela alla ricerca della doppietta, mette però fuori.
Rinvio lunghissimo verso Vaccaro che controlla splendidamente col petto, poi prova a girarsi per un golasso che vale il gol del pareggio. 1-1 Cutuppo. Brilla qui la stella di Simone Vaccaro. 14. Golasso di Simone Winnie Vaccaro che regala ai suoi compagni il gol dell'1-1. Lo Sardo. Lo Sardo. In diagonale. Poi Candela. Mette fuori. Ruffino. Vaccaro. Pressato. Ruffino. No, stanno giocando in mezzo al campo come Cienzo. Ho capito, Vaccaro. sta vicino al pallone. Allarga. La rivuole. Vaccaro impreciso per il passaggio. Poi Lo Sardo prova a ripartire allargando ancora verso Candela. Sorpreso il portiere. 2-1 Avemu City. Porca troia! Ma che cazzo? Librera. Buccheri lo prova. Deviazione, calcio d'angolo. Cerca il controllo, il movimento dei compagni anche di Vaccaro che si avvicina. Scarico verso Librera. Librera se la allunga male, può ripartire l'Avemu City. In velocità qui Cordova. Cordova fino in fondo. Cordova chiuso. Controlla Cipri, pallone rimesso. Librera raddoppiato benissimo qui. Lo Sardo prova a passare. Non tanto atleticamente per ora gli Avemu City nonostante siano senza cambi. Vaccaro. Buccheri. Librera. Vaccaro. Il tacco. Ancora non una buona idea. Librera. Mette male questo tiro. Dai Simo, dai raga! Arbitra quanto? 13. 1. Ripartenza. Pallone deviato. Prova a partire, palla al piede qui, ma esce Ruffino che la blocca e fa sul pallone. Librera. Calcio d'angolo. Vicino Vaccaro preferisce invece la battuta distante, per così dire, che finisce fuori. Livolsi. Ruffino. Vaccaro. Ancora Simone Vaccaro. Librera. Librera. Vaccaro. Vaccaro cerca spazi, ancora Vaccaro. Perde la sfera su Cordova che riparte in contropiede, fermato solo per un momento, poi trova lo scarico perfetto qui per Di Lorenzo che apre, ma lo fa male. Lo so, dai! Girati! Livolsi. Scarica in orizzontale verso Librera che viene travolto. Si può continuare. Librera chiuso dall'intervento del portiere. Pallone poi finisce in calcio d'angolo. Raga, chiamalo!
Livolsi. Livolsi. Fai il giro, fai il giro. Altri cambi intanto. Losardo. Graziano non controlla. Di Lorenzo allarga benissimo. Ancora pallone verso Di Lorenzo. Graziano interviene lestamente sul pallone e può partire. Palla al piede ancora. Graziano contro due. Subisce fallo. Calcio di punizione. Livolsi. Librera. In diagonale perfettamente all'incrocio dei pali. Doppietta di Simone Vaccaro. 2-2. Due a 2 dunque quando mancano pochi minuti in questa prima partita di Serie B tra Kutup e Vemu City, due squadre che hanno vinto la loro prima partita e oggi si sfidano, due delle squadre favorite del torneo, così giusto per puntualizzare. 2 a 2 quindi perfetto. Non è deviato in rimessa laterale, decisiva fino ad ora la doppietta dirompente di Simone Winnie Vaccaro, che regala speranze ai propri compagni, lui che ne ha già fatti 2 se non sbaglio nella prima partita di Serie B. Manca pochissimo ormai, alla fine del primo tempo c'è lo scambio corto sulla fascia, poi il pallone termina fuori. Graziano, ma proprio senza discussione, Graziano, blocca il portiere. Lancia in diagonale, buono l'anticipo difensivo di Graziano, può allargare, c'era Vaccaro tutto solo, lo capisce il compagno, poi Vaccaro addosso al portiere. Di Lorenzo, Livolsi, mette fuori. Di Lorenzo conclude di mancino la deviazione del portiere in calcio d'angolo. 22, ne mancano 3. Tanto pallone deviato male qui, allora si può ripartire con Ruffino pronto alla battuta. Tra l'altro in questa partita il portiere sta usando la casacca, quindi ho paura che ci possano essere problemi in vista anche per le prossime partite. Tante squadre hanno scelto giustamente di dare la stessa maglia al portiere. Vedremo. Vabbè che tanti portieri ne hanno pure 1000 di maglie, quindi diciamo che si può risolvere in qualche modo. Primo time out quando mancano però 2 minuti alla fine del primo tempo, quindi un mini fine primo tempo, breve pausa.
Mancano ormai pochissimi minuti. Alla fine il primo tempo è stato quello che oserei dire un brunch prima del pranzo, ossia un mini fine primo tempo prima della fine del primo tempo. Ci godremo questi ultimi minuti. Una partita divertente, ma non troppo. 2-2. Sensazione che il ritmo possa salire. Stacco di testa Umberto Livolsi. Vallone prova a partire, poi lo Sardo lo ferma solo per un attimo. Vaccaro a terra, non c'è fallo. Livolsi, Simone Vaccaro, scarica, Graziano allarga verso Vallone, pallone però è già uscito. Finisce in rimessa laterale. Di Lorenzo. Raddoppio difensivo. Vaccaro! Schiaccia la conclusione, schiaccia anche la fine del primo tempo, 2-2, breve pausa. Siamo pronti per ricominciare. 2-2, Serie B, due delle squadre che hanno iniziato meglio in questo campionato di Serie B. Non sono le prime perché c'è stata una squadra che tra l'altro giocherà nella prossima partita, che ha vinto 7-2 la prima partita, nonché squadra che possiede il pallone d'oro della scorsa edizione, quindi diciamo
una squadra molto forte che sarà sicuramente la favorita della Serie B, ma dietro di lei ci sono queste due squadre probabilmente che al momento sono il risultato di parità 2-2. Aspettiamo il fischio del signor Francesco Calabria. È arrivato Simone Vaccaro e io metterò il muso. Cioè che se io non mi invento quelle cose. Si riparte dalla rimessa laterale 2-2, ritmi un po' così così, però i gol già sono 4. Quindi si corre poco ma si corre bene. Di Lorenzo calcia! Una bomba che viene deviata. C'è la maglia sceva, ragazzi, non si può. C'è una maglia si chiama sceva. Castiglio, sceva, c'è un po' di differenza. Cordova! Ancora lui. Cordova allarga, Di Lorenzo non controlla. E te fuori. È arrivato anche il Duca, che però si ferma per salutare forse Umberto Rivolsi. Pallone deviato, Di Lorenzo scarica verso Cordova. Cordova, buona l'imbucata, meno la realizzazione. Pallone comunque come un magnete torna sul destro di Di Lorenzo. Poi Lo Sardo, la girata perfetta verso Cordova che si gira, chiuso. Rimessa la testa. E questa è stata un'azione ben fatta perché da un'azione morta hanno riuscito a fare 3-4 passaggi consecutivi anche abbastanza intriganti. Poi bellissimo il disimpegno di Di Lorenzo a trovare Cordova, poi chiuso. Buccheri. Conclusione che diventa un passaggio per Lo Sardo. Deviazione e ripartenza, c'è Librera tutto solo. Non trovato. Allora si può ripartire dall'altra parte con Cordova. Lo Sardo. Chiuso. E rimessa laterale. Ripartenza. Librera. Librera. Calcia addosso. Ah, da volare. Spedisce il calcio d'angolo. Conclusione di destro, deviata. Pallone verso il telecronista, la tocca invece Simone Vaccaro. Librera. Poi conclude, deviazione laterale. Classica questa. È ovvio. La nostra. Due partite, ricordo, due squadre che hanno vinto. Due squadre che hanno vinto la prima partita, si sfidano adesso. Due delle favorite probabilmente. Intanto conclusione alta di Buccheri, mettiamo. Mi sembra poco professionale. Stiamo facendo una bella squadra. Mi sembra poco professionale. Però siamo io, tu, Herrera, quello dei... Pallone finisce in calcio di punizione, dunque fallo. Ricordiamo c'è stata un'ammonizione proprio a inizio partita. Questa cosa di Torino. Però no. Ci sono i giocatori. Fallo su ripartenza. Dox. Stesso termine usato da Calabria che poi ha dovuto spiegare cosa significasse. Piano occasionale. Complimenti. Sì, chiaro. Complimenti. Questo è meraviglioso. Librera. Arbitro allenatore. Librera. Ah, ma io non ho messo il tempo. Pronto il calcio di punizione. Non giocare però! Librera, lo prova! Parte lo stesso. Deviazione rimessa laterale, ammonizione la seconda della partita. Che ha fatto? Penso per protesta. Buccheri.
Oh, Picciotti, 20 minuti di partita, 10 minuti abbiamo giocato. Il tempo effettivo di questa partita effettivamente è un po' così così. Effettivamente. Buccheri. No. Perché ci stava tempo effettivo perso? Graziano. Ruffino. C'è vicino Buccheri, invece preferisce la diagonale verso il 99 Librera contro 2, si allarga il pallone. E spedisce fuori. Ancora problemi. Tu non minacci nessuno. Qui tu non minacci nessuno. Tu non minacci nessuno. Non è male, l'ha stappato il tempo. Cordova, mette fuori. No, io ho detto... Ah, te l'ha detto alla fine oppure... 3 indefiniti. Vicino Librera. Questo è non bene rispetto a me. Buccheri, 1-2, Buccheri. Stoppa, controlla, non va. Allora ripartenza per gli Avemu City sul 2-2, prova a partire in velocità qui. Dall'altra parte Di Lorenzo, ignorato. Su YouTube. Quello Citrinac. Penso di sì. E poi scrivi TV. Vabbè, mannaggia. Non c'è lì. Cercalo su YouTube e ti mandi il link della pagina. Di Lorenzo. Vuole l'1-2. Di Lorenzo! Ritarda per un po' il controllo qui. Scarica poi verso Cordova. Ancora lui, Cordova, imbuca. Poi controllo di Mento. Si è fatto male qui, lo sa. Staccate live all'inizio dell'altro e poi tipo quello serio. Stacchiamo. Due a 2 Cutuppo Avemu City. Ruffino giocano in 5 col portiere di movimento. Attenzione. I Cutuppo fanno all-in, almeno per il momento. Buccheri sbaglia. Conclusione velleitaria. Si riparte dal fondo. Occhio qui. In palla. Rischio difensivo. Rischio difensivo. Librera non si fida del proprio mancino, guadagna però la rimessa laterale vicino a lui Graziano, c'è anche Buccheri dall'altra parte, preferito invece Ruffino che guarda la porta, lo prova sopra la traversa. Cordova chiuso. Buona la chiusura difensiva con annessa ripartenza dei Cutuppo, gran numero, fa tutto da solo, calcia fuori di pochissimo Graziano. C'è un dominio. No, Noi prendiamo 10 piselle. no. Ah, qua con loro sì. Cordova, Quelli di oggi. anzi Candela. Buccheri, scarica. Aiutalo, Toti, aiutalo. Bravo. Di Lorenzo, in orizzontale, benissima la ripartenza per lo Sardo. Si tuffa il portiere sulla ribattuta, incredibile errore. Portiere che non respinge bene il pallone, poi graziato dall'errore sottoporta dell'attaccante. Ci ha provato Cordova, lui che ha fatto un gol comunque in questa partita. Non si è riuscito a replicare. Allora Librera prova. È un po' in difficoltà a dire la verità qui. È pronto alla battuta a volà. C'è il pressing immediato di Librera che trova benissimo il compagno Graziano, calcia addosso ancora una volta al portiere. Buccheri
Buccheri scarica, Graziano cerca di crearsi lo spazio da solo, Buccheri forse subisce un pestone, Graziano si può proseguire, poi lo scarico dietro, Librera, scambio di due Librera, conclusione di destro, fuori. C'è però il tocco difensivo che vale il corner, entra Winnie, Simone Vaccaro, Il bomber. entra anche il Duca in realtà, non so perché. Tanto numero, la ruleta di Vaccaro che non giunge a destinazione, però allora lo Sardo prova a ripartire trovando benissimo l'inserimento di Candela, 1-2, svanisce fuori. Oh. Sto gasando. Posto. Lancio verso Buccheri che prova il controllo qui, si gira, ricambia verso Winnie. Librera di punta, mette fuori. Questo è solo. Che devo fare? Guarda! Avola. Lunghissimo. Vaccaro con la doppietta messa a segno oggi. Vaccaro numero. Si allunga un po' troppo, non è ancora finita. Grande scambio verso Librera che prova il destro all'incrocio dei pali. 3-2, vantaggio Cotuppo. Il primo della partita. Sì, ma organizza tu. Esperienza. Occhio. A posto, thank you. Lo Sardo sul sederino di Buccheri. Con il pallone deviato, Vaccaro lo riconquista, generosissimo qui, allora riparte, Librera, non trova la doppietta. Per un attimo ho rimpianto il campo dell'Interschool. Non esageriamo. Ho visto 2 o 3 scivoloni degni da... Vabbè, ecco. Di Lorenzo, Buccheri riconquista, Buccheri! 4-2 Cutuppo! Arriva l'1-2 micidiale che porta sopra di 2 reti i Cutuppo, che al momento viaggerebbero a 2 vittorie su 2. Diciamo un grande inizio, sarebbe un grande inizio di campionato per una delle squadre, comunque era già candidata come una delle favorite di questa Serie B, giocatori comunque già affermati. No, ma non l'abbiamo noi. Cioè, ora c'è uno scambio. 4-2 Cutuppo. Lo Sardo. Prova a partire Buccheri, velocità in mezzo tutto solo. Vaccaro! 5-2. Tripletta messa a segno da Winnie. Vaccaro. È cambiata in 2 minuti questa partita. In 2 minuti. Bravo Timo, bravissimo. E direi anche un po' meritato per almeno quanto 10, se è vero quel tempo 10, per quanto si è visto in campo, anche in virtù del fatto che gli Avemusiti comunque giocano in 5 contati, senza possibilità di effettuare sostituzioni. Mi porta dico effettuare, mi viene in mente il meme. Quello che tra l'altro oggi è stato mandato, un video di effettuare, conclusione, che effettuare in realtà si dice effettuera. Cordova, punta l'uomo, se ne va, ancora Cordova, contro 2, rallenta e scarica. Lancio in diagonale, Vaccaro controlla come se fosse un palloncino, ancora Simone Vaccaro insegna calcio, poi tacco un po' superficiale secondo me, però ha funzionato. Vaccaro resiste col fisico, cade, riceve anche forse una manata a terra Vaccaro. E si è fatto male Vaccaro. Tanto giocatore spesso soggetto a infortuni negli ultimi tempi, Simone Vaccaro. Non è un periodo fisico facile per lui. Simone Vaccaro negli ultimi mesi tanti infortuni. Come mi tacco tutto. Siamo tutti tipo, infatti abbiamo pensato di una chiamarci tipo cartella, IMSS. a cartella clinica un po' particolare, una storia clinica alla Pepito Rossi, Simone L'ultimo infortunio Vaccaro. è lo slogatura dell'indice. Vero? No. Ma di che?
Sarebbe stato molto curioso. Si riparte dal fondo. Ruffino. Finta. Controfinta. Pallone lungo. A cercare chi? Simone Vaccaro che si gira benissimo. Bravo Simo. È ispiratissimo. 2 gol nella prima di campionato. Già siamo a 3 nella seconda di campionato. Al momento sarebbe capocannoniere. Anche se Badalamenti gioca tra pochi minuti. E ho il sospetto che ne farà un pochino. Cordova. Losardo. Chiuso da Librera. Sono un po' da retti all'arancia. Sì. Vaccaro, scarica. Librera. Losardo. Ripartenza. Numero. Losardo. Temporeggia. Scavetto. Letto bene da Ruffino. 5-2 Cutuppo. Vaccaro controlla bene, poi però forse subisce l'impatto col pallone e si ferma per un attimino. Grande disimpegno, buona la sterzata a trovare Di Lorenzo. Di Lorenzo insiste verso Calabria che fa velo e mette fuori. Librera. Librera. Scarico tra 2 Librera. C'è Vaccaro che si muove davanti sulla linea verticale, anche Bucchieri non visto. Non è deviato, riconquistato dagli Avemu City che avevano iniziato alla grande il primo tempo, poi sono calati vistosamente nel secondo tempo di gioco. Cambiata totalmente la partita in questo secondo tempo, è entrato il fotografo Livolsi. Bucchieri. Bucchieri è partito, Bucchieri salta, mette in mezzo, alla fine riesce a toccarla Bucchieri. Gran gesto atletico il suo. Di Lorenzo, buon il controllo, deviazione. Di Lorenzo subisce l'intervento da Librera prima e dopo da Bucchieri che legge tutto splendidamente. Livolsi. Losardo. Cordova. A quanto siamo, Francè? Losardo. La gente non viene oggi. È chiaro. Con rispetto a questo. 19. Hai visto che era sbagliato il mio tempo allora? Ero sicuro, era impossibile fossero passati 2 minuti. 19, un B. Te lo fidati. Quanto stanno? 5-2 Cutù. Cioè, che sono 3 gol hanno fatto. I loro? I neri. Vaccaro. 1-2. Vaccaro si gira verso Livolsi. Livolsi! Alle stelle. Poi egoista qui Livolsi. C'era una diagonale da mettere a segno. Candela, lui che ha sbloccato all'inizio della partita. Deviazione. Calcio d'angolo. Alla prossima. Siamo al 20esimo, anzi al 21esimo. Cordova, deviazione ancora rimessa. Lui è il nostro boss. Anzi, il nostro attuale capocannoniere. Arriva dopo, tipo 5 minuti dopo. Ma ora quindi. Ora. Allora vuol dire per 10 minuti. Pallone deviato. Conclusione. Buona la sterzata. Il cuore. Cordova. Di Lorenzo. 21 trascorsi di gioco. Sì, Gabri, C'è vicino Cordova, ancora su Di Lorenzo che prova la verticalizzazione, anticipato però ancora Di Lorenzo, finta, scarico! Legge tutto benissimo. Ruffino dice di no. Cambio di rimessa laterale. Lancio lungo non trovato Simone Vaccaro. Allora ripartenza con Losardo che punta all'uomo, vuole l'1-2 con Di Lorenzo. Di Lorenzo in diagonale splendidamente per il gol del 5-3. Gli Avemu City si riportano in gioco sul segno di Candela che fa una bella doppietta.
Disattenta qui un po' la difesa a tornare dei Cutuppo, regalando speranze dunque, perché c'è solo un doppio vantaggio a separare il Cutuppo dagli Avemusiti. Allora Graziano per chiuderla, Graziano, deviazione. Vai. Ruffino lo prova, mette fuori. Ha più tiro lui che io, oggi tiro di più allora. No, Sì, è un 10. no. Un giro da 10. Losardo Vai Simo. in verticale, Di Lorenzo sbaglia però l'apertura. Steso Losardo guadagna una buona punizione a 2:30 al termine della gara. Si fa interessante qui, che se il campo è un po' piccolo, diciamo che i calci piazzati non è facile batterli in questo campo. Però quando hai le 10 sulle spalle. Dici, sono tutte tue. Simo. Sì, deve arrivare, non ti preoccupare. Alla Quindi prossima. ogni persona per entrare per me Zannelli, non so. Tipo lo flash. Lo Zanni flash. Zanni Boy. Mi piace Zanni Boy. Sexy Zanni. Punizione. Di Lorenzo, un gran battitore tra l'altro. Di Lorenzo, pronto lo schema. Di Lorenzo in pieno sul ventre di Simone Vaccaro. Ok, la finta è legale, non si può fare. È da fischiare. Confermo. No, la finta Non puoi fare. In quella situazione no, commette fallo. Vaccaro, tra l'altro il pallone era già uscito praticamente. Ingenuità qui di Vaccaro. Ma io non c'ho niente. Sì, sono nostri, sono ho fatto degli acquisti. Acquisti del Fanatic. era ora. Ha detto che... Grande, grande. Serie A ragazzi, Serie A. Come vengono a giocare nelle leghe? Devo prendere di sé, devo prendere Marco Longo. Serie A, Serie A. La società è povera. Pallone, ma a parte non si può per ora. Che senso? Librera scarica benissimo per il compagno, c'è Librera in mezzo, si propone anche Graziano con Librera! Deviazione, calcio d'angolo, manca meno di un minuto. Riuscirà il nostro Claudio oggi a non pressare a cazzo? Losardo, Graziano, Livolsi, Sì, adesso Ale, cavallo pazzo Claudio. Livolsi in mezzo! Ma non ora dice le scarpe nuove. Vero, ora le scarpe. Cioè, a me Librera. in partita me ne hanno fatti tipo 8, quindi se oggi non segno lo prendo a Librera, Con le scarpe nuove ne ho fatti 8. tutti a me. sì, sì. Librera. In una 6 tra l'altro. E nell'altra 2, quindi 8. Livolsi lo prova, palo autogol Chiude qui la partita. e mi sa che autorrete. Aspetto la arriva la conferma ovviamente del signor Francesco Calabria, intesa perfetta ogni volta tra me e il signor Francesco Calabria. Mi è mancato lavorare con un arbitro come lui, l'arbitro che conosco dal 2014 tra l'altro. Lo sanno, che sfortuna per il signor Calabria conoscermi da più di 10 anni. Graziano va a cercare gli spazi, non glieli concede qui Cordova, ma Graziano si mette in proprio, poi scivola anche per dar manforte. Losardo, intervento irruento che vale il calcio di punizione. Graziano 10. Librera lo scarico, deviazione, Sexy Zanni non è ancora arrivato. ma non è un problema, deve arrivare. Arriverà, è tipo Axel Blade. Librera mette fuori. Sei un genio. Bel gesto. E quando tipo non calpesti lo stemma della squadra. Stessa cosa. Bel gesto pure questo. Grande sportività. È come quando non calpesti tipo lo stemma. Obiettivo odierno, capitano.
Meno di 10, lo sto Meno di dicendo 10, io. va bene. Prossimo appuntamento con la favorita del campionato, praticamente, che sfida la sfavorita del campionato. Vabbè, dai. Libererà lo scarico, bellissimo qui. Ha spazio per tirare, se la porta in mezzo, ma gliela strappa all'improvviso. C'è 4 tiri da davanti alla porta. Loro hanno fatto un tap-in e una deviazione di zona. Va bene, obiettivo massimo di E sorridiamo. Calcio. Libererà. Libererà. Vediamo Tanto l'uomo. che va male. Vai al gol. Vediamo che va male. Tutti e 4 dietro. Dopo 2 gol presi in 5 minuti ci chiudiamo. Catenaccio e contropiede. Fermo, finisce così. Vincono la seconda partita consecutiva i Cutuppo e si lanciano nelle parti altissime della classifica.